Cari amici della Via dei Presepi, buon Santo Stefano a tutti, seconda puntata di questa splendida giornata. Siamo in una splendida location qui nel Trevigiano, al Mulinetto della Croda, con noi Roberto Morgan, uno dei soci dell'associazione. Ben ritrovato Roberto, buon Santo Stefano anche a te. Altrettanto, un piacere anzi di vederti qui. Non resta altro che farmi strada in questo percorso ideale di questa bellissima mostra. Bellissima, assolutamente, merito chiaramente dell'artista Jenny, chiaramente che noi, anzi è lei l'artefice, io ho fatto più che altro le parti pratiche, elettricistiche, però per il resto, per quanto riguarda la configurazione e la coreografia sicuramente è tutto merito della Jenny, ma abbiamo anche altri collaboratori, c'è Mauro, qualcun altro che ci dà una mano, specialmente nella parte diciamo manuale che c'è sempre necessità, perché visto che siamo reduci di un problema, un evento particolare di luglio scorso, il 24 luglio, che quella alluvione si ha creato un sacco di difficoltà, più che altro per il ripristino dell'area. Era importante consolidare e fare sicuramente la mostra di presepi, che è una delle caratteristiche principali del nostro sito, del Mulinetto della Croda. Abbiamo circa una trentina di opere che provengono principalmente dal Veneto, ma ne abbiamo anche della Lombardia, del Bergamasco, che comunque rappresentano delle entità di pregio sicuramente, perché non abbiamo la grande opera, la grande presepe come l'avevamo l'anno scorso, però ci sono il valore di quelle che ci sono è comunque altamente infatti Roberto, abbiamo notato in questi pochi giorni che abbiamo iniziato questa rubrica il valore aggiunto che si è raggiunto nella qualità di queste opere, segno veramente di un impegno, di una passione, anche di uno scambio di idee tra i presepisti. Sì, ma stiamo parlando di professionisti comunque, anche se amatoriali, ma sicuramente sono brave, sono persone che sanno fare il loro lavoro, e comunque bisogna essere artisti, non c'è niente da fare, quindi qui c'è l'estro e chiaramente quindi l'importante è comunque di cogliere l'attenzione dei visitatori. Roberto, ormai Santo Stefano volge al termine, io adesso ti lascerò alla tua famiglia come è giusto che sia, però i telespettatori hanno piacere di sapere da domani dove l'apertura chiaramente è d'obbligo nelle festività, ma abbiamo anche il venerdì, sabato, domenica. Comunque il calendario adesso è molto fitto, perché si susseguono diverse festività, e quindi siamo quasi totalmente aperti fino all'Epifania, se non forse 1 o 2 giorni, poi avremo comunque il prolungamento fino all'8 di febbraio, quindi noi lo sfruttiamo anche diciamo un lungo periodo, perché molti presepi della zona magari hanno un'apertura che può andare da Natale all'Epifania, invece noi prolunghiamo, e quindi i visitatori avranno tempo di venire sicuramente fino all'8 di febbraio. Quindi avete capito bene, Santo Stefano ormai è terminato, però voi avete tempo fino
agli inizi di febbraio per venire qui Molinetto della Croda, che è anche una bellissima location del lato trevigiano, per venire a visitare con Roberto e tutto il suo staff questi bellissimi presepi. E come sto facendo io in questo momento, vi inviteranno a visitare tutti o più presepi che potrete nel territorio, perché semplicemente per il fatto che ci sono tanti volontari che hanno investito tempo rubandolo alle proprie famiglie, e l'unico modo per ringraziarli è venire a visitare più presepi possibili, perché anche la sola vostra presenza rincuora del tempo perso e dà atto alla soddisfazione di aver lavorato per voi. Quindi noi vi auguriamo buone feste e ci sentiamo per la prossima puntata. Troveranno un presepe, già il mulino è un presepe, quindi lo troveranno già prima ancora di entrare.